Ho preso notizia da un messaggio del nostro segretario e sì, beh, naturalmente sono cose che dispiacciono, anche perché comunque Zamparini, per quanto riguarda la mia carriera calcistica, ha rappresentato una parte importante, perché quando è arrivato qua a Venezia io ero ancora un bambino che giocavo nel Venezia. Un burbero visionario che sapeva guardare oltre avendo come dono una grande lungimiranza. Così Paolo Poggi, attuale dirigente del Venezia Calcio ed ex calciatore, ricorda il compianto ex presidente arancione-nero-verde Maurizio Zamparini, morto questa notte intorno alle 2 all'età di 80 anni nella clinica di Cotignola in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Zamparini a Natale era stato ricoverato in terapia intensiva a Udine per una peritonite. Ma è un uomo difficile da affrontare, perché non le mandava a dire, perché aveva delle sue idee e le portava avanti con grande impeto. Spesso ha ragione, ma mi viene da pensare, anzi la prima cosa che mi viene in mente è quella di dire che è stato un uomo, per quanto ci riguarda qua a Venezia, lungimirante, perché l'idea della fusione è stata un'idea sua contro tutti praticamente. Cordoglio anche da parte del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Con Maurizio Zamparini se ne va un grande imprenditore, uomo di sport, protagonista di un pezzo di storia della città di Venezia con la promozione del Venezia Football Club e il progetto del nuovo stadio, così nel suo post su Twitter. È una persona che va ricordata come un presidente che ha fatto la storia qui, il ricordo di Mattia Collauto, direttore sportivo sempre del Venezia Calcio. Soltanto alcuni dei nomi e volti che vogliono ricordare e omaggiare Zamparini come imprenditore e presidente che ha fatto tanto per il calcio Venezia, nonché come padre, già fortemente provato l'anno scorso per la perdita prematura del figlio più piccolo, Armando, trovato morto a Londra a soli 23 anni a causa di un'ischemia. Zamparini capiva di calcio come pochi, dice oggi sempre Paolo Poggi. A me personalmente lascia la sua lungimiranza nel decidere di fare la fusione fra Venezia e Mestre, l'esempio di una persona che ha fatto una cosa coraggiosissima,